Tutti noi dobbiamo avere cura della nostra salute e del nostro benessere, come parallelamente dobbiamo tutelare la natura, l'ambiente. Fa parte di una mission, una nostra predisposizione naturale, ma anche l'alimentazione fa parte del nostro benessere, è una forma, uno stile di vita, ma per seguirci in questo stile di vita abbiamo bisogno degli alimenti che siano coltivati, virgolette, naturalmente. Come? L'agricoltura biologica è un metodo di coltivazione e di allevamento che ammette solo l'impiego di sostanze naturali, senza l'utilizzo di sostanze di sintesi chimica come concimi, diserbanti, insetticidi. Se parliamo della tutela della nostra salute e contemporaneamente della tutela dell'ambiente, non possiamo far altro che parlare di produzioni biologiche, Andrea. Parliamo di biologico e parliamo di distretto biologico. Io sono il presidente del distretto biologico regionale Sardegna Bio, il distretto più grande d'Italia peraltro, e ho la fortuna di avere all'interno del distretto e rappresentare centinaia di aziende che si occupano di biologico, quindi di diverse filiere, sono 8 riconosciute dal distretto. Operiamo dal 2020, siamo riconosciuti dalla Regione Sardegna e dal Ministero delle Politiche Agricole, il MASAF, e oggi lavoriamo proprio per promuovere il biologico, lo stile di vita biologico e soprattutto le aziende socie del distretto. Ma quando si parla di biologico si accende la nostra curiosità. Come si fa a determinare che un cibo è biologico? Un cibo è biologico quando viene certificato tale. C'è questa fogliolina è il simbolo del biologico a livello europeo, anche se a livello ministeriale sta nascendo il nuovo marchio del biologico italiano ed è appunto certificato. Esistono degli organismi certificatori che si muovono in tal senso. Noi come distretto stiamo lavorando alacremente per far certificare il maggior numero di aziende in biologico e stiamo lavorando in quanto siamo un organo di governance e quindi un grande attrattore di fondi pubblici per la promozione di tutte le attività sul biologico, fiere, eventi, attività giornalistiche, ma anche stiamo creando nuove opportunità. Ad esempio, appena nato il primo corso nazionale per tecnici specializzati in agricoltura biologica, proprio mirati a aiutare le aziende nel proprio percorso di certificazione, che poi deve concludersi con la fogliolina. Quali caratteristiche devono avere le aziende per entrare nel vostro distretto? Allora, nel distretto possono entrare tutte le aziende della Sardegna, però ovviamente si potranno avvantaggiare dei benefici del distretto le aziende certificate in biologico. Però quello che facciamo noi è anche accompagnare le aziende convenzionali in un percorso di certificazione, quindi mettendole in contatto con gli organi di certificazione, creando quelle situazioni che poi possano permettere alle aziende di certificarsi. Ci troviamo nell'agriturismo Corte degli Ulivi, dove c'è una produzione di olio biologico, ma anche terapeutico. Con noi l'ingegnere appena laureato Marco, giovanissimo ma che crede nel biologico. Cosa significa produrre biologicamente? Allora, produrre biologicamente significa produrre seguendo sicuramente a livello tecnico un disciplinare di produzione del biologico che noi seguiamo in tutti i suoi passaggi
e specialmente nel nostro caso, per quanto riguarda il biologico, noi lasciamo crescere tutto come natura comanda. Seguiamo il periodo, le stagionalità, seguiamo quello che è la produzione della natura senza andare a agire chimicamente sui nostri ulivi. Che cosa è etico in questa produzione? Allora, in primis bisogna crederci in quello che noi facciamo, bisogna crederci per il futuro, bisogna crederci per l'ambiente, bisogna crederci proprio per mantenere e far proliferare quello che ci ha sempre dato la natura, senza andare a cambiare biologicamente e chimicamente quelle che sono le proprietà del terreno, per avere sempre un prodotto che farà del bene anche in futuro a chi coltiverà ancora su questa terra. Oggi degusterai il nostro olio, è un onore per noi. Avrai 3 possibilità di degustazione: la visiva, l'olfattiva e quella di degustazione finale, dove potrai anche scoprire i polifenoli, gli alti polifenoli che contiene il nostro olio. Dal 1920 Confagricoltura Cagliari supporta gli agricoltori. Non ti vedo così anziano però, non è molto anziano, non dimostra. Ecco, adesso a parte la battuta, cosa fa Confagricoltura Cagliari per supportare gli agricoltori in questo connubio con Distretto Sardegna Bio? Confagricoltura Cagliari assiste le aziende che hanno la necessità di aderire al sistema di produzione biologico. Quindi attraverso tutte quelle attività burocratiche che vanno dalla prima notifica alle notifiche di variazione, ai programmi annuali di produzione, che poi vanno presentati ai cosiddetti organismi di controllo che sono riconosciuti a livello ministeriale. Bel supporto per le aziende, ma lei le conosce tutte le aziende? Beh, le nostre sì, oggi siamo qui in una nostra azienda associata che è Corte degli Ulivi, è un'azienda che chiude la filiera olivicola, quindi dalla produzione delle olive al frantoio, fino ad avere anche la parte cosiddetta agrituristica. E tutte queste 3 fasi della produzione sono certificate da un organismo di controllo biologico riconosciuto dal Ministero. Quindi il metodo di produzione biologico, soprattutto per le aree interne che sono proprio vocate per questo tipo di produzione, daranno la possibilità alle aziende agricole di produrre prodotti tipici e locali di quel territorio, diciamo senza nessun prodotto chimico di sintesi, e questo dà un valore aggiunto sia all'ambiente che al territorio, in visione anche futura per evitare il cosiddetto spopolamento di queste aree. Continuiamo il nostro percorso di salute e benessere e quindi parliamo di agricoltura biologica.
avete già riconosciuto il soggetto di questa seconda parte della nostra puntata, il re dell'oro nero, il mirto. Bacche favolose, visitiamo l'azienda. Il vero mirto della Sardegna deriva dalla bacca di un arbusto che cresce spontaneamente fino a 600-800 metri di altitudine. Siamo nell'azienda sarda aromatica a Pimentel, circondati da oro nero. Che cos'è? Il famoso mirto della Sardegna. Con Giuliano Vacca, titolare dell'azienda. Quante tipologie e varietà di mirto ci sono? Allora io qua ho 4 varietà, 3 nere e una bianca, che produco per varie aziende, e queste aziende lo trasformano sia per liquore o per tisane e marmellate. Una grossa azienda che fa prodotti cosmetica, un'altra che fa le tisane sarda e le altre varie aziende piccole che trasformano, lavorano e fanno le marmellate di mirto. E tutto il resto lo do ai liquorifici che sono qua in Sardegna. La cosa interessante è l'azienda cosmetica. Come viene usato il mirto nell'azienda cosmetica? Allora, questo mirto loro fanno le estrazioni dei principi attivi dove lo lavorano, che io questo non lo so, però che poi vengono fatti questi prodotti che si usano nei saloni di parrucchieri, dedicato specialmente alle donne, che è un prodotto che va bene per i capelli biondi. E hanno fatto anche delle creme ma quanto mi dicono che è molto valido, perché il mirto ha delle proprietà che vanno bene per i capelli, per le persone, e in più questa azienda produce tutto con prodotti naturali e io sono di quello che fornisco il mirto. Quindi il mirto ha proprietà antiossidanti. Esattamente, contiene antiossidanti, antociani e polifenoli. I polifenoli sono importanti in cosmetica. Sì, infatti ogni anno ho la richiesta, in più io sono anche in biologico, la certificazione biologica, quella che abbiamo qua in Italia, e in più anche la rigenerazione organa certificata, che questa è per questa grossa azienda che produce qua in Italia, però vende in tutto il mondo, e mi sono dovuto certificare con questa certificazione, che così si può vendere in tutto il mondo. Poi ne spedisco anche in India questa persona che ha fatto un liquore a base di anacardo e mirto. Quante migliaia di piante ci sono? Allora, qui ci sono intorno dalle 19 alle 20.000 piante. Queste piante sono state prodotte dall'azienda regionale della frutticoltura di Sardegna, che adesso non le producono più, tramite l'Università di Sassari, il professor Mulasa, che è stato il pioniere che andava in giro in tutta la Sardegna per vedere le varietà che c'erano. Lui prendeva dei cloni, faceva dei piccoli impianti a fenoso oristano, le ripropagava e poi le dava all'azienda ortofrutticola della regione, che di là le hanno riprodotte in micropropagazione. E io nel 2006 ho acquistato le piante da loro e ho impiantato queste piante prodotte da loro, che sono 3 varietà: varietà tonda, varietà campanella e varietà clone Utta, la chiamano questa, che questa è una varietà molto grande, carica molto e si adatta bene sia per liquore, sia per essiccazione, sia per le marmellate, essendo molto grande, che contiene molta polpa.
La fase di raccolta viene eseguita a mano attraverso un pettine adatto. Dopo si procede alla cernita per eliminare le foglie e infine all'essiccazione delle bacche. E per le caratteristiche del terreno e delle piante la parola all'esperto. Ci troviamo qui a Pimelt in questa bella azienda dove possiamo notare una bella esposizione e un adattamento anche al suolo. Infatti le piante, se osserviamo, sono sane e molto produttive. Considerato che l'azienda applica il metodo di produzione bio, questo è un aspetto molto importante ed è un messaggio anche per i giovani, cioè in agricoltura si può lavorare, si possono creare molti posti di lavoro e questo è l'esempio virtuoso di un'azienda agricola produttiva.